La notizia che ha colpito tutto il mondo dello sci, anche perché sono incidenti che non vorremmo mai succedessero. Purtroppo è successo a Marco, a un ragazzo splendido, dal cuore veramente grande, disponibile, appassionatissimo di sci, anche perché aveva appena superato anche le selezioni da maestro di sci sia in Veneto che in Friuli, per cui veramente è uno che viveva per lo sci. Dispiace sempre vivere queste tragedie perché non abbiamo un perché e non ce ne facciamo una ragione. Tutta la comunità dell'Alto Friuli si è stretta attorno alla famiglia di Marco degli Uomini, lo sfortunato sciatore di 18 anni deceduto all'ospedale di Udine, dove si trovava ricoverato in terapia intensiva a seguito della violenta caduta sullo Zoncolan mentre si trovava sugli sci nella fase di riscaldamento prima di fare da apripista al supergigante. La notizia della sua morte appena si è diffusa ha fatto in poche ore il giro delle valli montane friulane, gettando nello sgomento e sconforto tutte le persone che hanno conosciuto Marco in vita. Un ragazzo per bene, un campione di sci che stava per diventare maestro di sci. Il ricordo nelle parole di Manuel Mentil, vicepresidente regionale della Federazione Italiana Sport Invernali, il numero 2 dello sci club Monte d'Auda di Zuglio, dove Marco era iscritto. Era un ragazzo veramente, non lo dico dire le cose di circostanza, ma era veramente un bravissimo ragazzo, rispettoso, leale, che faceva squadra, sempre disponibile, per cui la perdita pesa ancora di più perché è veramente un ragazzo dal cuore d'oro. È appassionatissimo di sci anche perché aveva fatto gare a livello internazionale, gli piaceva fare il supergigante, la discesa libera, per cui ci ha lasciato veramente sbigottiti. Ricordo aveva vinto anche i campionati italiani di short track, quindi un ragazzo che si è sempre recinto nello sport e poi, come sappiamo benissimo, lo sport fa unione di gruppo, fa amicizie e legami che durano per tutta la vita, per cui veramente una tragedia che tocca a tutti trasversalmente, tutti gli ambienti, non solo quelli sportivi dello sci ma tutto l'ambiente locale.